Rieccoci nell'ultima parte dell'appuntamento del martedì sera. Il sindaco risponde tutti i martedì sindaco dalle ore 19:30 alle 20:25, 20:30 e risponde ovviamente alle vostre domande, ai vostri quesiti e ai ragionamenti che faremo e che facciamo qui in studio. Per chiamare 049 80 77753, per mandare i messaggi 345 334 1171, mentre per mandare le email durante la settimana il sindaco risponde @gruppotv7.com. Allora, la fiera, sindaco, facciamo le ultime cose rapidamente, ne ho moltissime, però quasi 50 milioni di investimenti per cambiare volto la fiera, sorgeranno un hotel, un'area di ristorazione e questa benedetta area dell'arena della musica. Per essere precisi 48 milioni e mezzo, ho detto 50, che poi vedrà di investimento. Sì, vedrà che aumentano poi. Perché sembra essere pessimisti? No, perché la vita è così, lei lo sa benissimo meglio di me che aumenteranno. Tanto un progetto triennale, o meglio, 5 anni. La fiera ormai, la logica della fiera, non esiste più la fiera tradizionale, bisogna pensare in maniera diversa. Devo dire, è stato fatto con il consiglio di amministratore della fiera un progetto spettacolare, che per essere realizzato ci vorrà tempo. Vuol dire cambiare completamente la logica della fiera, farla diventare una parte della città. E abbiamo una grande fortuna, che siamo in centro, perché uno fa 2 passi è in centro. Il centro Colgres sta avendo un successo incredibile, sta andando benissimo, anche perché ovviamente sotto l'aspetto è più attuale. Ricordo che domani ci sarà un appuntamento con l'Interporto proprio al centro Colgres, quindi una cosa molto importante. Per cui sarà anche il ministro, veramente chi non l'ha visto ha vinto a vedere, perché veramente è uno spettacolo. Infatti sono richieste incredibili. Per vincere delle gare bisogna avere anche l'aspetto di accoglienza, per cui vuol dire l'albergo. Per cui gli alberghi hanno il 78% di copertura oggi, per cui la gente quando la fiera fa concorsi, Padova Olimpico Fiera, partecipa a gare internazionali, deve anche avere l'accoglienza e si fa fatica. Per quello sarà fatto un albergo, non sarà gestito ovviamente da Padova, sarà gestito da terzi, però la realizzazione sarà fatta dalla fiera. L'investimento sarà fatto ovviamente dai soci, sarà un aumento di capitale per quanto riguarda 6 milioni di euro tra i soci, che vuol dire Camera di Commercio, Comune e Provincia, o cercheremo credito, però un piano certificato che sarà realizzato. Io ho chiesto anche che venga presentato in Consiglio Comunale, come informazione ovviamente, e dai sindaci l'altro giorno, proprio, perché è un piano emozionante, che se verrà realizzato, e sono convinto di essere realizzato, cambierà quella parte della città. Vuol dire un albergo, sport, vuol dire tutti i giochi elettronici stanno cambiando, difficile anche da capire queste cose, nel senso conoscere. I giochi elettronici stanno avendo un successo clamoroso, per cui tutti i ragazzi, pensate quanti studenti abbiamo, vorremmo essere la prima sede in cui c'è non statuaria come succede adesso, ma proprio giochi elettronici fissi, albergo. Mi piacerebbe tanto pensare, questo non è ancora, non fa parte del piano, l'arena musica non fa parte del piano ancora, però ci piace, come dire, sognare e cercare di realizzare anche questo. C'è Colgres, per cui vuol dire cambiare completamente l'assetto della fiera. Aprire i cancelli, deve essere una parte di Padova. Io penso che sarà realizzato, è impegnativo, è un progetto che va realizzato, anche facendo entrare un socio di minoranza. Certo. Che vuol dire trovare un fondo che partecipa a questa iniziativa, per 48 milioni sono iniziative importanti. Siamo in chiusura, sindaco, ovviamente ho altre cose, avrei altre cose da chiedere, però le chiederò il prossimo martedì. Però una cosa, un sassolino mi voglio togliere, non con lei, con tutti i sindaci che da quando faccio questo lavoro ho avuto nelle mie trasmissioni, a tutti ho detto Padova è la città del pianoforte, perché lei saprà benissimo che il pianoforte è stato creato, è nato a Padova da Bartolomeo
Bartolomei Cristofori. E a tutti i sindaci, anche a lei in tempi non sospetti, chiesi: facciamolo diventare la città del pianoforte. E gliel'ho chiesto anche a Colasio. Ecco, Colasio mi ha dato una mano perché ha fatto delle iniziative finalmente rivolte a questa mia richiesta. Non voglio essere io il promotore, però ho insistito molto perché venisse fatta, perché tutte le città dove sono nati i grandi musicisti hanno la città del violino, la città di qua. Padova, che ha la fortuna di avere dove è nato il pianoforte, nessuno ci aveva pensato di farla diventare la città del pianoforte, mettendo come simbolo proprio il pianoforte addirittura in tutte le rotonde di Padova. Ecco, mi auguro che sia un inizio, perché davvero sotto un aspetto musicale e culturale, insomma, credo sia qualcosa di che rende importante la nostra città, che è stato sottovalutato da tutti. Mi creda, io ho fatto delle battaglie in questo, ma è stato sottovalutato da tutti. Diciamo che c'è Colasio che è molto sensibile a queste cose, molto bravo, di conseguenza si è adoperato con l'associazione per fare questo, ma è stato fatto una manifestazione, mi ricordo più quanti pianoforti in piazza contemporanei, sono state delle cose importanti. E poi c'è congressi, sta sviluppando. Mi piacerebbe che lei fosse il sindaco, anche per la conoscenza che ha fatto la città del pianoforte Padova. Sì. Mi piacerebbe molto che avesse questa etichetta lei, mi piacerebbe molto. A me piace pensare di essere il sindaco che ha risolto qualche problema tutti insieme. Oltre, ovviamente, oltre a tutti i problemi, magari questo, poi anche che il Padova vada in Serie A e tante belle altre cose, però dico, oltre a tutte le cose, una cosa fantastica. Le ho detto come una chicca, le ho detto ovviamente come gioca il Padova, sono strabiliato, mai avrei pensato sono veramente, ho visto 2 o 3 partite, mi sono divertito in maniera incredibile, veramente bella. Era tanto che non vedo una cosa fantastica. Devo dire, bravi, non posso, se uno diceva sarà così, no, impossibile. Invece, ho visto delle partite incredibili, è divertente più di avere una Serie A. È vero. Va bene, siamo in chiusura, Sindaco, va bene, grazie, speriamo che porti bene al Padova, ci vediamo martedì prossimo, buon lavoro, so che è operato e non poco nel compito che ha, quindi buon lavoro per la città di Padova. Grazie. E adesso anche per la provincia, un doppio incarico, quindi buon lavoro per 1 milione quasi di abitanti, che non sono pochi. Grazie Sindaco, e continuate con l'informazione di TV7 e Reporter, e noi ci vedremo martedì prossimo con un'altra puntata di Sindaco Risponde. Buona serata.